Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè, pronto a raccontarvi della gara valevole per l'ottavo turno del campionato Under 17 regionale. Al Despar Stadium per il girone C si affrontano Città di Messina e Giardini. Da una parte la formazione di mister Cosimini, che nell'ultimo turno ha trovato un pari per 0-0 contro il Camaro, dall'altra quella guidata da Gulisano, anch'essa fermata dal pareggio tra le mura amiche di Giardini dalla CR Messina, risultato finale di 1-1. Entrambe le squadre hanno le giuste motivazioni per tornare alla vittoria. Il Città di Messina deve mantenere la prima posizione e allontanare gli assalti della Meridiana. Il Giardini per sorprendere ancora e consacrarsi outsider di questo torneo. Classici saluti di riti pre-partita. In maglia rossa, calzettoni rossi e inserti blu il Città di Messina, tenuta multicolor per il Giardini. Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime delle alluvioni che nell'ultima settimana hanno martoriato la regione Sicilia, e poi si può partire con il film del primo tempo. Il via alla gara da il Giardini, che attacca da sinistra verso destra, viceversa il Città di Messina da destra verso sinistra. La prima occasione di marca ospite con il lancio lungo in verticale verso Caltabiano, che scappa ai centrali del Città di Messina, prova il pallonetto sulla linea, allontana la difesa del Città di Messina. Occhio però alla formazione di mister Cosimini, che ripiega in zona offensiva, corso verso Spuria, tentativo sulla linea, clamoroso salvataggio da parte di Samperi, forse con la mano protesta il Città di Messina. Si resta però sullo 0-0 quando c'è un tiro da fermo, il calcio d'angolo, però lo schema il Città di Messina funziona. Corso però con il mancino riesce a trovare la via della rete, calcio di punizione dall'altra parte affidato a Scuderi. Per il Giardini siamo al minuto 20, il suo tentativo per poco non beffa Fodi. Ancora reti bianche al Despar Stadium, riparte in velocità Corso, prova il lancio lungo, non riesce in girata a essere incisivo Santa Paola. Ancora in avanti il Città di Messina, siamo al minuto 40 e Majorana che prova a scappare sull'out mancino, rientrare, tenta la conclusione con il destro, parata da parte dell'estremo difensore del Giardini Basile. Finiscono le emozioni della prima frazione, infatti arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Ci provano Giardini e Città di Messina, fino a questo momento è 0-0 al Despar Stadium. Un po' crucciato mister Cosimini tra fine primo tempo e inizio del secondo. Si può ripartire con la seconda frazione, stavolta il Città di Messina si deve difendere dall'offensiva del Giardini, che qui prova a scappare sulla destra. La conclusione viene parata da Fodi sul tentativo dalla distanza da parte di Scuderi. Primo cambio per il Città di Messina, infatti esce Junior ed entra Maceli. Al minuto 11 invece ci proverà il Giardini con una nuova occasione offensiva e un tiro da fermo da parte di Andronico. Prova direttamente a calciare verso la porta, Fodi è sulla traiettoria, pallone alto sopra la traversa, ancora cambi le fila della Città di Messina, esce Mangano ed entra Roberto Majorana al 23esimo. Calcio di punizione invece per il Città di Messina con Corso, che ci proverà direttamente su calcio di punizione. Il suo sinistro è velenoso, non riesce nessuno a intervenire con la direzione vincente. Ancora il Città a provarci, sempre con Corso per vie centrali, il semi nel panico, la difesa del Giardini arriva ai 20 metri, prova il mancino, ci mette una pezza Basile e mette il pallone in calcio d'angolo. Il Città di Messina adesso prova con tutti i suoi effettivi a trovare la via della rete, conclusione, pallone di un soffio al lato colpito da Bomber Spuria. Ancora Città di Messina che entra in area di rigore con Corso, pallone che viene messo dentro in due tentativi. Ci ha provato il numero 10 del Città di Messina, il secondo ha trovato solamente il legno a un passo dal gol del vantaggio. La formazione giallorossa, arrivano ancora cambi, esce Motta ed entra Panetta, dall'altra parte esce Di Bella ed entra Scuderi. Calcio d'angolo per il Città di Messina, il pallone arriva al centro, prova a intervenire qui Trimboli, anticipato probabilmente alla difesa del Giardini, pallone sul fondo, esce Caltabiano ed entra Puglisi nelle fila del Giardini. Provano con i cambi Cosimini e Gulisano a intervenire sul match, calcio di punizione per i giallorossi. Corso mette il pallone dentro, la sfera rimane lì, Basile fa un intervento incredibile sulla conclusione ravvicinata da parte di Simone Spuria. È un gatto il portiere del Giardini, evita il possibile svantaggio. La prova formazione, ultimo cambio per il Giardini, esce Di Martino ed entra Papa, ma è ancora Città di Messina a provarci allo scadere. Qui intervento su Amante in proiezione offensiva, non ravvisato al direttore di gara. Di lì a poco, tra le proteste generali, arriverà infatti il triplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce così, finisce 0-0 tra Giardini e Città di Messina, e il secondo pari a reti bianche per la formazione giallorossa e il secondo pari per il Giardini dopo quello con la CR. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.